Allora, nel frattempo fuori onda si chiacchierava della possibilità o meno di una tassa bassa, la cosiddetta flat tax, insomma. Voi come vedete la situazione? Lei rappresenta la CGIL, per cui il sindacato e il mondo del lavoro, i lavoratori ne sono gravati da questa cosa qua, ne subiscono, se un'azienda non ce la fa ad andare avanti, poi È chiaro. viva Dio. Io vorrei partire dal richiamo che è stato fatto all'Europa, perché è assodato che in Italia il livello di pressione fiscale sia sull'impresa che sul lavoro, sui lavoratori, è più alta che in molti altri paesi europei. Dopo i numeri cambiano a seconda di come vengono fatti le rilevazioni, ma non c'è dubbio, condivido totalmente che un percorso di omogeneizzazione della tassazione fiscale e degli strumenti fiscali in Europa sia un elemento decisivo e importante, non solo per garantire pari condizioni di competitività, ma anche per garantire assieme a un cambiamento delle politiche economiche e sociali che vadano nel segno di un vero sviluppo e sostegno alla crescita, non solo apparente. Che vuol dire, Però ovviamente gli altri paesi europei, che vuol dire, orrore per l'Italia, cioè noi dovremmo abbassare le tasse. Che vuol dire a livello quindi europeo superare quei vincoli di bilancio, il fiscal compact che si dichiara di voler modificare, ma continua ad essere un riferimento purtroppo Non si può certo toccare. e definito. Detto questo, le condizioni non sono tutte uguali. E anche gli interventi che sono stati fatti recentemente in termini di tentativo di ridurre la pressione fiscale. Io richiamo che insomma verso il sistema delle imprese recentemente i vari governi hanno fatto provvedimenti di riduzione, penso all'IRAP, agli interventi sull'IRAP, penso agli interventi sulla defiscalizzazione legata alle assunzioni a tutele crescenti, insomma, penso a tanti altri interventi. Mentre fino ad oggi non è stato fatto nulla per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale per il lavoro dipendente, ma anche per il lavoro parasubordinato, quello nuovo, insomma, quello per come si è trasformato il mondo del lavoro, a parte il bonus degli 80 euro che però non era né per tutti e aveva determinate caratteristiche limitate. E ricordo anche, perché spesso ci si dimentica, che se pensiamo all'IRPEF, il gettito dell'IRPEF è per l'85% derivante dal lavoro dipendente, insomma, per cui, e dei pensionati, sì. Per cui se bisogna individuare delle priorità non possiamo come sempre dimenticarsi insomma di questo intervento, per cui come CGIL noi siamo per dire che va ripristinato un meccanismo e va rivisto il sistema fiscale ripristinando un meccanismo di progressività, vanno fatti interventi che vadano a ridurre la pressione fiscale non solo sui lavoratori ma anche sulle imprese, e per far questo servono risorse che per volontà politica fino ad oggi non si vogliono sufficientemente recuperare con interventi organici e programmati. Mi riferisco a un sistema organico di recupero dell'evasione fiscale, quando si fa e dove si fa porta dei grandi risultati, e non è solo un problema di equità, è anche un problema di garantire anche qua una concorrenza leale fra le imprese. Può essere fatto rafforzando e riportando, ci sono ancora margini a maggiore omogeneità l'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie rispetto agli altri paesi d'Europa, e anche introducendo o reintroducendo una forma di patrimoniale sui grandi redditi, solo sui grandi redditi. Questo produrrebbe le risorse necessarie a fare un intervento di vera riduzione della pressione fiscale sia per i lavoratori sia per il sistema delle imprese. Lo dico però non essendo assolutamente d'accordo su qualsiasi ipotesi di flat tax. Quindi va bene, questa è quella posizione. Perché ovviamente questo produrrebbe una contrazione insostenibile dal punto di vista del bilancio pubblico, non solo del bilancio pubblico, delle risorse acquisite dallo Stato, ma di conseguenza anche della qualità, quantità dei servizi e delle prestazioni essenziali. Ma non ne abbiamo prove. Dipende come si fa. Non ne abbiamo, si può migliorare in termini di efficienza, di razionalità, ma dire che non non servizi pubblici è difficile. Ma lei, da segretario, sostenere. nella bilancia, nel piatto della bilancia, sì, secondo pesa di più l'importanza di aggredire l'evasione fiscale, di un recupero dell'evasione fiscale, oppure di una riduzione
della pressione del cuneo fiscale. Sono strettamente legate. No, ma nella bilancia, se dovessi dare sono a pareggio. Dico, sono strettamente legate, cioè è dalla dimensione dell'evasione fiscale, che è una dimensione enorme nel nostro paese, potrebbero essere recuperate le risorse per ridurre la pressione fiscale. Dati recentissimi, c'è un recupero minimissimo dell'evasione fiscale, l'hanno detto proprio, e l'abbiamo visto con questo governo, dove addirittura hanno recuperato meno, non riescono a recuperare. No, ce n'è che si fanno provvedimenti che vanno in altra direzione invece. E poi servono le risorse umane e professionali. Chiudo con un richiamo. Dopo che dopo far parlare gli altri. Con un richiamo a un'altra preoccupazione. Distinguiamo da interventi di defiscalizzazione da quelli di decontribuzione. Perché in più aspetti, in più provvedimenti si va nella direzione di ridurre anche la contribuzione previdenziale. In un paese in cui c'è una prospettiva di non garantire una pensione adeguata e dignitosa alle giovani generazioni, fare provvedimenti che vadano a ridurre il gettito contributivo rischia di essere veramente non fermo là, perché adesso devo sentire Leonardi e poi andiamo su Castagna. Perfetto, allora, chiarissimo nella sua, dopo torniamo su questi discorsi, prego. Allora, abbiamo detto più 25% di imposte che pagano le imprese nel nostro paese. Un insieme di leggi che sembrano fatte apposta. 25 punti superiore alla media europea. Più del livello della tassazione. Nel servizio hanno detto il 10, vedi, perché i numeri cambiano a seconda di chi poi fa. Leggi che sembrano essere fatte apposta perché sia impossibile seguirle. Così puoi essere sanzionato, così paghi ulteriormente soldi. A me viene da concludere una cosa, che chi fa impresa oggi in Italia è un eroe. O è un pazzo. O è matto o è un eroe. Io propongo, bisogna fare la festa degli imprenditori. Oppure non hai soldi per chiudere. Non hai soldi per chiudere. Ragazzi, perché noi parliamo sempre male di chi fa impresa, le tasse, non paga le tasse, come a volte si sente, non lo si dice direttamente, ma c'è questo luogo comune. Ma quanto uno in famiglia nostra è senza lavoro, da chi andiamo a chiederlo? Se non a chi fa impresa, chi ogni giorno rischia tutto ciò che ha costruito per poter dar da mangiare anche a qualcuno della nostra famiglia. Secondo io credo che vada festeggiato, va fatta la festa dell'impresa e dell'imprenditore, perché sono davvero nel nostro paese degli eroi. La seconda considerazione che mi viene da fare, siamo quelli che pagano di più, ma quelli che hanno il debito più alto. Qui le cose non tornano. E non torneranno mai, questo è il problema, non torneranno più, l'Italia è fallita, questo dobbiamo dirci, è fallita. Cosa serve che tolgano dello 0,1% di tasse? Non serve a niente, qualcuno ne pagherà il 5% in più se faranno una manovra del genere e magari sarà ancora un'impresa. L'Italia in questo modo è fallita, se il debito, paghiamo tantissimo, il debito cresce ancora di più, vuol dire che le cose non ma chi nella nostra famiglia la gestirebbe così? Chi è che sarebbe un pazzo da mettere in galera? Però il nostro paese lo gestiamo così. Allora io dico che qua o si cambia qualcosa, ma a livello istituzionale, cioè io confido di più nell'esito del referendum dei Veneti per cambiare le tasse che in tutte le altre cose, perché dei segnali ci devono essere, non può più essere che delle regioni paghino tutto il peso dell'Italia. Questo non può essere, questo fa male a tutta l'Italia. Anche a chi oggi è in una posizione di assistenzialismo, perché è deresponsabilizzato, qualcuno sta pagando per lui, ma così va a rotoli l'intero paese. Quindi è inutile andare a cominciare a dire la situazione va cambiata a livello, secondo me, istituzionale. L'Europa, io sono tra quelli che non ha più su questa Europa speranze, si preoccupa di più di dirci come deve essere il diametro dei cetrioli che di come deve essere e non entra invece nel merito di questo dislivello della tassazione dei paesi che la compongono. Dove vuole che vada l'Europa così? Non vada esattamente da nessuna parte. Viene a dirci come dobbiamo educare noi i nostri figli, che concezione dobbiamo avere noi della famiglia, ma ci può lasciare la libertà del popolo di decidere queste cose e non entra nel merito delle questioni fondamentali. Leonardi, ma e quindi se l'Europa, secondo lei, se l'Europa ci imponesse una tassazione diversa, che sensazione le dà questa ipotesi? Allora, potrebbe essere l'occasione per cambiare delle cose, se non le facciamo ci sanziona, come ha fatto subito per sciocchezze. Abbiamo pagato milioni e milioni di euro all'Europa.
mai sanzionati invece per questo. È chiaro che deve essere un percorso, non può dirci oggi paga come l'Austria. Ma secondo lei potrebbe essere l'inizio di un cambiamento? Certamente, dovrebbe dire c'è un obiettivo in 10 anni di arrivare in una imposizione magari a 2 velocità, perché l'Europa, dobbiamo dirci, non è tutto uguale a livello economico, con 2 velocità, ma arrivare a una perequazione del livello delle tasse e dare una strada. Queste sono le cose che dovrebbe fare, no le vongole di Chioggia se sono più piccole, se passano dentro il misuratore di Bruxelles. Questo qui se lo deve tenere Bruxelles, se deve misurarsi in qualcosa. Va bene. Invece dovrebbe dare questi obiettivi di prospettiva che chiaramente devono avere un tempo, ma è questo che può dare una speranza, altrimenti non andiamo da nessuna parte. E in Italia, oltre alle tasse, la legge, perché la legge, guardate, fa peggio delle tasse. Ma chi è che viene a investire in Italia se basta un TAR che interrompe la costruzione di un gasdotto in Puglia perché spostano momentaneamente 200 degli oltre 100.000 olivi storici che ci sono in Puglia? Ma chi è che viene a investire nel nostro paese se facciamo queste cose? La Pedemontana, ci sono 2 signori che hanno una cultura alternativa che stanno tenendo bloccato la costruzione della nostra Pedemontana, a cui il governo ha detto che non darà tra l'altro più soldi perché chissà cosa deve finanziare. Va bene. Fino adesso li ha messi solo lo Stato. Fino adesso li ha messi solo lo Stato, a dire la verità. Beh, è una sua competenza. Tornando a questo tema, dopo così facciamo il giro. Castagna, c'è stato Carlo Cottarelli, l'ex commissario straordinario. No, le tasse cosa le prende se non fa niente? È intervenuto anche recentemente proprio a Padova e comunque ha ribadito il concetto per il quale era stato mandato via, peraltro, cioè si è allontanato, lui ha rinunciato, non ce n'era niente possibile. Bisogna congelare la spesa pubblica. E il problema è che la nostra spesa pubblica, che è questo macigno, aumenta costantemente, quindi non ci diminuire, se non altro congelarla, non bloccarla, perché è la spesa pubblica che costringe... 3 miliardi in più di contratti pubblici adesso, esatto, adeguamento, 3 miliardi. Che ci costringe a non abbassare, cioè non possiamo toccare la nostra tassazione, perché cosa ne pensa lei? Ma forse inserendosi in questo discorso. Il finanziamento là ci starebbe bene, però. Dopo ragioniamo anche su questa e l'efficacia del personale. Se vogliamo, ragioniamo anche quando comunque non l'interrompo, sostiene l'idea che questo Paese ha bisogno di riforme strutturali, perché questa cosa qua la sento da circa 10 anni che questo Paese ha riforme strutturali. Dopodiché ci divideremo sul fatto di cosa sono le riforme strutturali. Immagino quale sia il suo punto di vista. Andiamo a prendere un'altra, ma non penso che ci voglia la laurea. Molto probabilmente il mio è diverso del suo. Abbiamo 2 visioni diverse forse, però magari potrebbero essere condivise. Sì, ma se mi lascia, dico qual è il mio punto di vista. Lasciamo parlare dopo un attimo. Tra un anno celebriamo il decennale della crisi di questo Paese. Questo Paese cominciò il suo declino, qualcuno lo annunciò nel 2008 trovando non particolari consensi, mi riferisco in particolare alla CGIL, così faccio un po' di pubblicità. Cominciando una crisi che la CGIL, allora ero sindacalista, definiva strutturale per questo Paese. Sì, ero la CGIL. Nel 2008 noi abbiamo cominciato a perdere competitività. Perché? Perché la globalizzazione dell'economia mondiale ci stava aggredendo e stava aggredendo, oltre che l'Europa, tutti i paesi europei, in modo particolare i paesi europei meno forti da un punto di vista industriale. Cos'è che voglio dire? Noi siamo il secondo paese industrializzato da un punto di vista manifatturiero d'Europa, come capacità manifatturiera. Dopo la Germania viene l'Italia. Ma contemporaneamente, dal 2008 ad oggi, abbiamo perso milioni di posti di lavoro e contemporaneamente anche attività produttive. Tant'è vero che molte attività produttive non è che si siano spostate a Malta. No, sono morte. Sono morte. Quindi quel 25% di produzione industriale che il nostro paese non ha più, non è che venga ricreato se io diminuisco le tasse, non c'è più. Un imprenditore non si inventa oggi di impiantare una fabbrica perché appunto c'è una condizione fiscale così pesante che riguarda le imprese, aggiungo i lavoratori e i pensionati. Cos'è che è successo che la politica non ha tenuto conto? Del fatto che questo Paese sì aveva bisogno di riforme strutturali. Aveva bisogno di riforme così profonde da un punto di vista politico, dal punto di vista fiscale. 130 miliardi di evasione fiscale in questo Paese non è consentito a nessun altro Paese europeo, no al mondo, intanto europeo. 2,
un intervento dal punto di vista delle condizioni. Non si fa calcolare l'evasione fiscale. Fiamme Gialle non è che abbia, anzi, e in più, oltre ai 130 miliardi di evasione fiscale denunciate dalle Fiamme Gialle, ma mai contestate neanche da Berlusconi. Oltre a queste 60 miliardi all'anno, 60 miliardi, e lì sono abbastanza evidenti, 60 miliardi all'anno determinati dalla corruzione. Normalmente nella corruzione c'è un politico e un imprenditore, è difficile trovare un politico e un pensionato. Normalmente un politico e un imprenditore che si corrompono a vicenda. Quindi abbiamo una condizione da questo punto di vista. Aggiungo. Non usciremo mai finché abbiamo questi luoghi comuni. Però. No, luoghi comuni, dati. 11 milioni di italiani, 11 milioni di italiani non riescono a curarsi, oltre all'intervento del Servizio Sanitario Nazionale, non vanno, ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale copre una fascia, ma non copre la possibilità che 11 milioni di italiani, no? Piccoli numeri, abbiano i soldi per curarsi. Aggiungo il terzo, c'è il servizio nazionale, il 20% delle famiglie, dopo parliamo delle imprese, dopo parliamo delle imprese, ma il 20% delle famiglie italiane denuncia del Censis, non la CGIL o il Partito Comunista Trotskista d'Italia, il Censis definisce che sono sulla soglia di povertà. Ora, con questi numeri e con questa condizione dal punto di vista economico e fiscale, tu o intervieni strutturalmente abbassando le tasse, recuperando le risorse per le imprese e aggiungo per i lavoratori e introducendo elementi appunto che prima venivano richiamati di equità. Ma mi perdoni, di equità, ma lei sta venendo con me allora? Sta dicendo quello che ho detto prima io? Di equità significa che in questo paese non è vero che chi più ha più ci mette. Perché le condizioni di questo paese sono diverse tra i ceti sociali, tra popolazioni, sono profondamente diverse. In come tutti i stati. E ci sono persone che non ce la fanno a vivere e sono costrette davvero, no immigrati, a andare alla mensa della carità, e altre persone che hanno, e altri ceti sociali che hanno mantenuto un livello di vita sostanzialmente uguale. Ultima questione. Noi siamo un paese che obiettivamente io penso che non sia finito e che abbia naturalmente un futuro, però davvero ha bisogno di riforme strutturali. Dico la mia sulle riforme strutturali che servirebbero. Qual è l'altro problema che noi abbiamo in questo paese? La non equa ridistribuzione della ricchezza prodotta. Facciamo l'esempio sul pubblico impiego, facciamo l'esempio sul pubblico impiego così accontentiamo tutti. 8 anni che i pubblici dipendenti non ricevono aumenti salariali. Non che gli aumenti salariali risolvono il loro problema economico, gli aumenti salariali sono determinati essenzialmente per coprire l'aumento del costo della vita. I dirigenti di questo paese, la classe dirigente di questo paese, che normalmente osanniamo come fulcro fondamentale dell'economia, la classe dirigente di questo paese non ha avuto nessun effetto. In 8 anni la crisi non si è bloccato nessun contratto. Dirigenti pubblici di chi dirigenti pubblici, la classe dirigente di questo paese, pubblici, parlo di pubblici. Stamattina ho visto anche di dirigenti non pubblici, grandi manager, perché uno che fa fallire la banca, ruba soldi alla gente, si porta a casa 1,5 milioni di liquidazione, anche non pubblico. Sul privato esiste una regola che è il mercato. Se c'è un'inequa distribuzione tra un dirigente di impresa e l'ultimo operaio è un problema, ma è un problema legato appunto alla capacità dell'operaio di rivendicare maggiori risorse rispetto a quelle che vengono date ai dirigenti. Ma nel pubblico questa è la condizione, invece è una condizione però nel privato gli operai non hanno avuto, gli impiegati in operai non hanno avuto aumenti. E anche questo è un elemento strutturale che qualcuno, e mi riferisco ovviamente al sindacato, quando ha posto il problema della riforma della pubblica amministrazione, da Monti a Letta a Renzi, queste sono, oltre che Brunetta prima naturalmente, sono state giudicate panzane, perché la riforma della pubblica amministrazione per far funzionare meglio le cose che dicevi tu da un punto di vista della burocrazia è possibile senza ridurre i servizi ai cittadini che ne hanno già pochi, senza ridurre la capacità di intervento dello Stato nei confronti di chi non può, che è già molto più bassa rispetto al resto d'Europa, perché la spesa sociale, e finisco, il nostro paese è inferiore a quella che c'è nel resto d'Europa. Certo, la politica ha avuto questa forza? No,
Non l'ha avuta questa forza. Ma non ce l'avrà mai, quello che mi preoccupa in Italia. Deve averla questa forza, perché 8 anni, 10 anni di crisi ti impongono di cambiare lo stato delle cose. E oggi le imprese che stanno in piedi, hanno fatto delle scelte diverse da quelle che sono morte. E non è un problema solo di natura fiscale. Non è solo un problema di natura fiscale. Le imprese che oggi stanno in piedi hanno investito. In cosa hanno investito? Dato che la capacità delle nostre imprese è sull'Expo, hanno investito in ricerca e innovazione. Certo. Cosa che invece in questo paese non si è mai fatto. Su questo hai ragione. Finisco. Ma perché hanno dei margini di utili le più alti imprese rispetto ad italiane altre. sono state educate ad avere questa condizione. Certo. Un po' di nero perché questo ti fa stare sul mercato. Posso fare una domanda a Castagna? Un po' di basso costo del lavoro perché anche questo aumenta, questo ti consente di stare sul mercato rispetto ad altri paesi, la Francia, la Germania, nel passato. E se non basta, svalutiamo la lira. Questa è stata la grande capacità competitiva. Posso fargli una domanda? La domanda però da rispondere dopo. A dopo, questo non la è più domanda possibile. posso fargliela adesso, lui intanto gli diamo Va la bene, risposta. velocissimo, poi La andiamo in domanda pubblicità. mi sembra, da tutto il ragionamento, che in qualche passaggio, quando hai evidenziato il discorso dell'evasione fiscale, mi è sembrato, ma forse mi sbaglio, che si volesse ricondurre questa problematica a un'evasione delle imprese, o sbaglio? No, assolutamente. No, perché, purtroppo l'evasione fiscale... Scusa, perché mi fa piacere perché l'evasione fiscale poi alla fine la facciamo anche noi, cittadini normali, nel nostro piccolo, quando per esempio non chiediamo lo scontrino per avere l'IVA, cioè tutti quanti dovremmo farci un esame di coscienza. È un elemento così diffuso Mi ha fatto una domanda per questo che riguarda tutti in maniera orizzontale. No, è stato chiarissimo, adesso do la parola anche a Bortolami che sta avendo la febbre. Vado al dentista e mi accorgo lì che c'è la possibilità di evadere. Vado dall'elettrauto, mi accorgo lì che c'è la possibilità. No, mi ci tenevo a avere questo chiarimento. È diffuso e va stroncato ovviamente. Io penso che per esempio, non so se pensate, che il sistema americano da questo punto di vista di mettere, come altri paesi europei per la verità, di mettere ciò che io spendo dentro la mia dichiarazione di redditi sia la condizione migliore che noi abbiamo. Però comunque abbiamo una tassazione che gli americani inorridiscono a sentire quante tasse paghiamo. È il metodo che è diverso. Di fatto c'è quello è sul consumo e non è sul reddito, sono due cose diverse. Infatti. Allora, ciò che io consumo tasso, perché vuol dire che li ho presi. Sì, però dobbiamo riformulare tutto il resto, perché altrimenti moriamo. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo. Troverete la